2.500 profughi in arrivo in Veneto entro fine anno, che saranno poi distribuiti nelle varie province, con tutti i potenziali pericoli di veicolare malattie contagiose. È questo l'allarme lanciato dal sindaco di Padova, che difende la sua ordinanza anti-Ebola, che punta a effettuare uno screening medico entro 3 giorni per ogni straniero che arrivi a Padova senza permesso di soggiorno o tessera sanitaria. 2.500 sono in arrivo in Veneto prima della fine dell'anno e 500 dovrebbero arrivare a Padova. Ecco, quindi è una di quelle cose che possono e debbono preoccupare non tanto la popolazione ma quanto l'amministrazione, il sindaco. E a chi obietta la difficoltà di applicare l'ordinanza e di distinguere tra chi è appena arrivato, chi transita solo per poche ore per la città o chi arriva da altre regioni o stati europei, il sindaco leghista risponde rivelando un accordo in via di definizione con l'unità sanitaria locale. Tanto che noi con l'unità sanitaria locale stiamo stipulando una convenzione per effettuare questi tipi di controlli, quindi non si è fermata là l'ordinanza. Bitonci muove così una critica ai sindaci degli altri 6 capoluoghi veneti per non aver preso finora in seria considerazione la sua ordinanza, lanciando anche l'appello perché la facciano propria e creino un fronte comune. Molti sindaci di comuni più piccoli, anche dalla Lombardia, lo hanno già contattato. Mi sarei aspettato che anche gli altri sindaci dei comuni più grossi l'avessero così approvata. In realtà ci sono tantissimi amministratori di comuni più piccoli che me ne hanno chiesto copia e che la stanno magari leggermente modificando. Visite e accertamenti che darebbero più tranquillità anche agli agenti delle forze dell'ordine che vengono in contatto con i profughi e alle famiglie o ai centri di accoglienza che li ospitano, anche se per pochi giorni.